Rallentano i contagi, la sanità regge e si alza il numero di vaccinati. Il Veneto è entrato ufficialmente in una nuova fase dell'emergenza coronavirus. Lo conferma anche il presidente Luca Zaia. È indubbio che noi stiamo vivendo una fase nuova, che è quella della convivenza con il virus. Quando tu hai 500 contagiati al giorno e 333 persone in terapia in ospedale, capisci che è cambiato qualcosa, e questo qualcosa è cambiato grazie ai vaccini. L'81% dei veneti si sono vaccinati o hanno già la prenotazione. L'effetto Green Pass sulla campagna vaccinale è stato immediato e si iniziano a fare i conti anche con le terze dosi, che comporteranno in ogni caso una revisione della macchina messa in piedi dalla sanità del Veneto. Siamo passati da 4.500 richieste di media al giorno a 20.000, 21.000 i primi giorni. Dopodiché mi fermo lì. Ieri abbiamo fatto 16.000 vaccinazioni, abbiamo fatto 500 vaccinazioni ai fragili, il resto erano tutte prime e seconde dosi. La pressione del coronavirus sulla sanità sta quindi scemando, cresce invece la tensione sociale. Prima ne veniamo fuori, prima risolviamo i problemi sanitari e anche sociali. Considerate che la vera preoccupazione è che questa società, questa comunità ne esca veramente spaccata a metà dal Covid, ma non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista dei conflitti che sono partiti rispetto a vaccini sì, vaccini no.